Se io sarei sindaco, sistemerei le buche nelle strade. Fossi. Sì, anche ai fossi. Dai aria, fare è il sindaco. Vai qua sigla. Sempre bene. Andiamo dentro, vai che andiamo. Allora, voglio fare una puntata con delle persone particolari e più particolare del sindaco penso che non che ne sia, cioè è a massima carica, è a massima autorità che abbiamo nei paesi, quindi chi rappresenta il sindaco nei paesi? Rappresenta il prefetto, no, rappresenta il prefetto, giusto, buon perfetto. Allora abbiamo il sindaco di Vigo Novo e il sindaco di Stra, vi presentate un attimo, Vigo Novo. Mi chiamo Luca Martello e sono sindaco appunto a Vigo Novo. Da quanto sei sindaco a Vigo Novo? 4 anni, giusti. Quindi se il primo mandato? Se è il mio primo mandato da sindaco qua a Vigo Novo. Ok, se possibile te ne fassi in altro e dopo basta oppure... Se sopravvivo posso fare un altro. Se te sopravvivi Esatto. a un sabato sera come quello di ieri. Bravissimo, bravissimo. E invece il sindaco di Stra? Ciao, Andrea Salmaso e sono sindaco da poco più di un anno. Dato anticipo la domanda perché ho capito che era Sì, quella, no? era quella, giusto. Sindaco da un anno, anche a te. L'anno scorso, da giugno dell'anno scorso. Il primo mandato, giusto? Sì, ho il primo mandato, esattamente. Primo mandato, ok. Ma da piccoli vuoi fare il sindaco? Guarda, Cioè, che pensavi? Un giorno diventerò sindaco? No, ovviamente no, non avevo neanche la minima idea sapevo chi era il sindaco, cosa che faceva, ma da piccolo volevo fare il pompiere come tutti, no? Il bomberos, come che... Il bombero, sì. No, che avevo fatalità attaccare a casa mia e stasera un sindaco. Ma non avevo mai capito cosa che facesse esattamente, quindi non mi era neanche mai proprio passata a testa l'idea di dire faccio il sindaco. Mi speravo di fare il contadino. Mi speravo veramente di riuscire a fare nella vita il contadino. Beh, insomma, se è un lavoro dove te metti e manso e robe onte, anche quello del sindaco, non solo del contadino che mettere il manso a terra, anche il sindaco mette robe a posto, diciamo così. Diciamo che speravo di lavorare all'aperto e invece mi sono trovato a lavorare dentro un ufficio. Dentro su un ufficio. Sempre sarai su. Infatti uno nell'immaginario collettivo, che se sta idea che il sindaco ha un ufficio, risponde al telefono, riceve gente e quello è il suo lavoro. Ma se così davvero? Guarda, magari. E ora se è vero che il sindaco ha un ufficio, per forza bisogna che abbia un ufficio, se no una scrivania, una sedia e al telefono non ti fai rispondere perché abbiamo d'orecchie ma una bocca sola. Una roba alla volta. Una telefonata ti fai 2, 3, non ti fai rispondere a tutti. Però la vita del sindaco se fuori in paese e ha da essere fuori. Non dico che tutti lo faccia, però la vita del sindaco è questa che ha da essere fuori. In ufficio bisogna stare anche in ufficio. Ma mio e Luca se troviamo sempre fuori vuol dire che anche io sono sempre fuori. No, diciamo che stare fuori mi piace proprio perché come che dice bene Andrea è un modo per trovare gente nel momento in cui non si aspetta neanche ore e quindi magari che salta fuori la roba che hai in mente e qui te vedi che ha l'occasione per dite. Però sì, tanto del lavoro si fa anche dentro in ufficio perché che se sì il telefono ma che se anche adesso è videoconferenze, che se tutte queste robe qua, che tanto del lavoro viene fatto insieme con gli altri sindaci, quindi se troviamo in tanti momenti a dover fare delle robe insieme e al giorno di un quadro adesso si fa appunto anche in videoconferenza, per cui magari si fa manco chilometri ma si sta più sentati davanti. Vabbè, ma voi altri tra l'altro sì anche confinanti, Vigo Novo e Stra, Isetacai, uno che altro, condividi i confini, che abbiamo fatto fossati profondi, ponti levatoi, roba, oppure se ancora i confini di una volta, No, non che se guerra in corso. No, siamo qua che fermo di tutto per farsi fare un ponte, al un contrario. il ponte vogliamo fare perché per comunicare, no? Per scomunicare, Pa dividere. per dividere. Mi pare buone premesse, visto i tempi che corre. Insomma, tra l'altro con notà che se sorta una località nuova, passavo prima per la strada e ho visto
Giudecca. Orco cango sbaglia strada, sono arrivato a Venezia. E invece, cos'è successo? Ma non è successo semplicemente che abbiamo scritto una roba che esisteva da 40-50 anni come minimo, perché è il nome della località del Vigonovo, che si chiama e che ha messo il nome all'epoca Giudecca, e adesso per identificarlo come appunto centro abitato abbiamo dovuto mettere anche il cartello, quindi tanti si sono stupiti, per primo Andrea, il sindaco qua di strada, che mi ha detto ma cosa mi ha messo? E sì che ecco, oltre a quello che c'è anche a Baita, a Vigonovo, che tanti non sapevano che fosse. Mi pensavo fosse un ristorante. È il nome del ristorante che abbiamo scoperto che era nato dal fatto che là era località Baita. Quindi c'è prima località e dopo pizzeria. Ah, perfetto. Sì, infatti che mattina che vedo il cartello dico Luca, ma cos'è che roba che io chi attacca? E come cosa che sei a Giudecca là? Ecco, ho detto vabbè, ma insomma, no, invece bisogna mettere località, bisogna perché la gente vuole sapere, se è giusto, e ora ben venga, dopo. In effetti sul territorio ho visto che c'è Baita, che c'è Pava, tutte le località. E invece Stra con cosa c'è che rilancia? Che c'è qualche località anche a Stra? Stra, per il momento niente che abbiamo Stra, San Pietro e Palluello. E dopo che c'è un sacco di località che viene mai, ma bisogna fare anche un escurso storico e capire. E dopo bisogna trovare i skate per mettere i cartelli. Infatti adesso voglio domandare a Luca dove chi ha trovato questi skate. Se sparissi i cartelli so che mi portai via. Quando mi voglio una località che si chiama Tergoe. Sopra lungo a Tergoe. Drio a Tergoe. Drio a Tergoe. Poi c'è la Drio a Tergoe. Drio a Tergoe. Si potrebbe provare. Che proviamo, bella Okay, idea, bella idea. no, insomma. Allora, quanti abitanti sei che a Vigonovo? Perché so che ieri restai sotto i 10.000 fino un poco di tempo fa. Che avevo sforato? E ancora. Pur avendo fatto una casa di riposo, non siamo ancora stati a superare la soglia dei 10.000. Siamo là sempre sotto da un peo. Infatti, su qualche che dico a tutti gli amici, soprattutto i pisoni, che si dà a fare perché per noi sarebbe importante riuscire a sforare che il tetto dei 10.000. Sarebbe importante per gli abitanti o sarebbe importante per il sindaco? Perché il sindaco che cambia anche stipendio se supera i 10.000. Certo. No, e ora, Aspetta. E ora, a soglia di 10.000, da quello che mi risulta a me, non dovrei cambiare il stipendio di amministratore. Dei risultati. Però cambia la classe del comune. Ok, perfetto. E questo effettivamente potrebbe consentire al comune di entrare su una classe dei comuni che dopo è beneficiari di Più entrate. Esatto. Ok. Mentre Stra, quanti abitanti sei che fa? Stra attualmente 7.500. Anche a te ci sono di 10.000. Siamo sotto i Accidenti. 10.000 ed è un bel tocco. E 7.500 è un numero che vedo da massa anni. Oh. Sì, vorrei dire da 10 anni che c'è un 7.500 stabili. Adesso che c'è delle nuove costruzioni, nuove urbanizzazioni, quindi nuovi appartamenti, nuove case, un po' dappertutto sul territorio. Vogliamo arrivare, puntiamo ai 10.001. E dopo che arriveremo insieme, ma se è una gara, Se può- però qualche cittadino magari che lo porto via. Dopo parleremo di qualche idea su come espandere i comuni, a parte la conquista, non so, del Fiesto d'Artico o con la forza, proprio no. Mico sa puntare i cannoni verso 90. Verso 90 sì. verso Padova effettivamente Sì, sarebbe meglio. Siamo in conquista. Esatto, bisogna le truppe con le alabarde. Esatto. Così Bravo. quei medievali, quelli che non fa paura, ma se te che hai una alabarda in mano te che stai distante. Insomma, Certo, Pa' certo. forza. esatto. Allora, come si chiamano gli abitanti di Vigonovo? Vigonovesi. Però qui di Stra? Stratensi. No, aspetta. Stratensi. Stratensi. O straensi. Mi pensavo straeche, una roba del genere. Straeche, se quelli di cavallo. quelli di Buone, cavallo. anche che No, ora no, qua, no. quasi. Parliamo di voi altri invece proprio come sindaci. L'idea di candidare, penso che venga perché facevi parte di un movimento politico o di un partito. Chi si che venga a candidare? Cioè bisogna tirare su firme per candidare un sindaco? Oppure uno dice, aspetta, voglio fare il sindaco, vado in comune e mi presento. Guarda, parto mia a parlare Eh. perché forse sono proprio quello che ha detto, aspetta, voglio fare il sindaco e mi presento. Perché l'idea mia, l'idea nostra, se veniva grazie anche a quella persona là. Chi sei che è persona che non lo vede La persona mica? là che ora non vede da radio, è il mio vice sindaco che è sempre qua, il mese Dio, e lavoriamo insieme. Come una badante? Che avevamo come una badante, insomma. Sempre Solo che insomma, preferirei una badante, ma magari tocca a io. È un uomo, vabbè. Lei è un uomo, ma che faremo, vabbè, lo stesso. No, te dicevo, agli altri proprio il nostro gruppo non appartiene a politica, non ha mai appartenuto. Una lista civica, come si suol dire. Sì, ma siamo tutti novizi, nessuno di noi che ha mai fatto politica. Ok. Per quello ora seguiamo svegliare una mattina, insomma, da qualche anno fa, e abbiamo detto bisogna fare qualcosa per questo paese. E quindi che abbiamo fatto proprio, e ora là sì che bisogna andare sull'aspetto burocratico, quindi che abbiamo fatto una raccolta di firme
abbiamo fatto una lista che avevamo presentato, questa è a fase, diciamo, quella di presentazione della lista, come che te mi dicevi. Chiedo scusa, ma so di sforzare a voce, ma so senza voce, perché ieri sera è stata dura. Arrivare Ieri sera è stata dura arrivare a un po'. è stata dura arrivare un po', bravo, te che sai capire. Invece Luca, No, beh, dico nuovo. confermo che a me che è stato duro arrivare un po' perché proprio ieri sera gli ero qua. Andiamo insieme, volevo qua. ricordare chi ne ospita oggi per registrare il podcast che siamo alla Oktober Strafest, quindi voglio dire Prima edizione, ma prima di una lunga serie, perché qua i ragazzi si impegnano tanto e se viene fuori una roba. e quindi come vada sarà un fantastica. successo, come diceva il Piotta. Bravissimo. Ok, benissimo, che più edizione che se vuol dire che la roba funziona, sicuro. Bravo. Però dicevamo Luca, No, cioè, concludendo il tema di ieri sera, bisogna che cita un artista straordinario della nostra Riviera del Brenta, che è Erma Medrano, che diceva che a domenica serve per smaltire il sabo. E siccome che ieri sera ero qua e che abbiamo fatto della gran festa insieme con tanti altri sindaci, ok, colleghi nostri, un po' sono ancora più contento di essere qua a smaltire così il sabato e sera. No, a Vivo Novo si sta un po' come stra, siamo a sui occhi che mi hanno detto famo qualcosa, sì, famo qualcosa, cosa occorreva? Raccogliere queste firme, che abbiamo raccolto le firme, siamo dai DOE, perché là è l'ufficio elettorale della Bravo. nostra zona, Sì. abbiamo consegnato quello che era da consegnare e siamo presentati ai cittadini di Vivo Novo che abbiamo detto siamo qua, se vuoi, poi metterci in su Ok. o altri e siamo qua. ma quando che se sei presente così bisogna avere già un programma oppure certo, bisogna anche certo. depositare il programma? Bravissimo. Certamente. Che, Ok. che diventa uno dei primi documenti che si va dopo ad approvare in consiglio comunale, cioè cotevinci dopo dite che ad andare a approvare quelli che se impegni che ti si tolto davanti ai cittadini quando ti si presenta e per cui te che votare, quindi Ok. è anche un atto proprio, un documento. Perfetto, nel momento in cui se diventa sindaco, diciamo così, dite che dei cariche che se sopra di te e dei organi che se sotto di te, diciamo, usare il termine sopra e sotto in maniera figurata, diciamo così. A chi si che risponde il sindaco? Sopra di you. Al prefetto? prefetto? Sì. Ok, All'unisono che ok, perfetto. Al prefetto. perfetto. Sua eccellenza il prefetto. Sua eccellenza, si dice sì. proprio così? Sì. Come Ok. i vescovi. Ah, non lo sapevo. Bene, perfetto. So che mi rivolgerò forse mai nella mia vita, spero. A volte può essere Può essere utile saperlo Guarda, comunque. mi so contento perché fin adesso nella mia carriera a sindaco ho sempre mandato il vice sindaco del prefetto. Benissimo, vedo che Lo serve. conosco, ma lo trovai in altre occasioni, ma non in cose ufficiali, per cui ho ancora da conoscerlo ufficialmente e continuerò a mandare giù, penso. Mentre sotto il sindaco, che se diciamo degli organi comunali, diciamo sotto nel senso che a cascata, che se tante robe che che ne citiamo alcuni e spieghiamo un attimo a cosa chi serve in breve, così tanto per dare una infarinatura a chi che non sa proprio come che funziona un comune. Diciamo che quello che vota i cittadini è il consiglio comunale, Ok. che è un organo composto da tutti i consiglieri comunali, di cui fa parte anche il sindaco tecnicamente. Invece al sindaco, una volta che viene eletto, che compete denominare a giunta, Ok. che sei gli assessori. Che seria come il governo praticamente Bravissimo. a livello Esatto, nazionale. esatto. Uno del Parlamento, diciamo, e l'altro del Benissimo. governo. Se pari, Esatto. tanto nel macro quanto nel micro, Sì. diciamo così. In base al numero di abitanti che ha il comune, cambia il numero dei componenti sia del consiglio comunale che dopo della giunta. Perfetto. Chi sia il segretario comunale? Sta roba che si sente parlare sempre. E cosa fa? Il segretario è il notaro, quello che ha da gestire appunto il consiglio comunale e non solo, molte pratiche comunali e che dà l'avallo, è quello che rappresenta la legge nel comune. Ok, e Quindi- si è eletto o si è No, è nominato da qualcuno? nominato, sì, Da? sì. Nominato dal sindaco Daniantri e devo dire che appunto adesso anche per una questione economica il segretario si è condiviso di solito tra i comuni perché un segretario costa schei, nel senso è un ruolo importante che bisogna che sia pagato. E No. ora viene condiviso tra vari comuni. Ok, Nosè nella mia testa potrebbe essere come un economo oppure no? E ha solo funzione di legge, nel Sì, senso che esattamente. controlla. E ora diciamo che appunto il segretario comunale, come diceva bene Andrea, spesso l'è condiviso tra i comuni più piccoli in assoluto, insomma è quasi indispensabile e risponde anche a tutto quello che è il personale del comune, cioè tutta che gente che lavora in comune e che cambia i consigli comunali, cambia i sindaci, ma ora resta là, cioè quelli che se effettivamente Gli uffici del municipio, gli uffici insomma. del municipio, ecco, e ora come riferimento principale che proprio è il punto più alto del raccordo di tutti gli ori è proprio il segretario Perfetto. comunale, che però
se l'unico, chiamiamoli così, dei dipendenti comunali che si nominato dal sindaco. So che pare una domanda strana, ma il sindaco è anche il capo dei vigili? Certo che sì, certo che sì. Ma il comandante dei vigili ora cosa serve? Il comandante dei vigili esegue sul campo, cioè il sindaco che ha tante altre funzioni oltre che essere comandante dei vigili, però ovviamente, come dicevamo prima, te me passi il termine sotto e sopra, sotto del sindaco che deve essere quello che dopo esegue e comunque controlla il campo in piena autonomia, ovviamente. Troviamo che il comandante è condiviso in altri, con Sì. Vigonovo. Esatto, noi altri adesso citando il discorso del comandante dei vigili, insieme con 90 Padovana e Saonara, Stra appunto e Vigonovo condivide un unico comandante, cioè che abbiamo fatto una convenzione per cui abbiamo deciso che i vigili i lavora sincronizzati tutti e quattro insieme e si organizzati da un unico comandante. Perfetto. Però così come sicurezza, in questo caso qua, anche a sanità, ad esempio, prerogative del sindaco, ok, quindi che mi compete a noi altri, cioè è una responsabilità che compete ai sindaci. Dopo è chiaro che il sindaco che demanda, ok, a un professionista sto tipo di attività svolta, però l'indirizzo come che io chiamo, come che viene chiamato, e viene impartito dai sindaci. Ok, perfetto. Abbiamo un quadro di come che funziona comunque un comune prima di cominciare ad andare che dentro, perché dopo qualche domanda specifica ve la farò su come che funziona certe robe. Pensavo di domandarvi delle robe infantili, farvi domande qui cancare subito, però ho detto no, prima mi metto a suo agio e faccio parlare di quello che sa e dopo che faccio le domande che faria la gente, qui è un fiattino più, come si suol dire, carogne. E ora ti Qui si più può fare il tuo bastarde. lavoro. Sì, diciamo che non è un lavoro, non è un hobby. Bravo. Ma come hobby mi piace rompere i bai più che altro, per quello faccio bene. Abbiamo qualcosa in comune, ora metti. Abbiamo messo a disposizione nostra. Mettivi tranquilli perché adesso faccio la domanda qui a bastarda e ora a sto punto. Quanto sei che ci perde il stipendio? Guarda, posso dirti, Sì. non so con certezza. No, questo quasi nicchiare. No, non so di nicchiare. Non lo so con certezza, non ho mai visto una busta paga mia. Questo perché- te lo posso giurare. Gavi qualcuno che vi fa il cedoin? Ciao. Chi è che vi fa il cedoin a voi altri? Qui che fai buste paga, Il chat lo studio de- esterno, certo. E dopo mi manda via mail, ma te giuro che non l'ho mai vista. E siete talmente tanti che non ti interessa? Sì, non mi interessa. A noi non ti so interessa. quanti chi sia. No, Sarà beh. 2000 euro, poco Sì. più, non lo so. Diciamo Veramente che- non so il numero, non Ok. voglio dire una roba per No, un'altra. penso che è una roba rilevante su questo tema qua che dopo cambia appunto in base ai classi E dei abitanti comuni. ovviamente anche. Esatto, gli abitanti se siete sì Allora, ti un sappi più di me. professionista Sappi più di me, che no, più abitanti. siamo dentro la stessa classe. Tanto No, si ma sotto i appunto, 10.000 e tutti e due. Ho detto siete sì un scherzo. professionista o siete sì un dipendente cambia perché se te mantieni il tuo lavoro, ok, te rinunci a metà del tuo stipendio anche da sindaco perché ti sei consentito di fare ancora il tuo lavoro. Tipo Quindi, un geometra o un architetto che vuoi fare il sindaco, se continua lei è a un fare... dipendente, se lei è dipendente di qualcuno Ah, ok. e mantiene il suo impiego da dipendente pur facendo il lavoro, ok, e rinuncia a metà dell'indennità da sindaco, perfetto. però continua a fare il suo lavoro. Sì, sì. Altra roba, se sei invece un libero professionista, su quel caso là invece l'indennità è piena. Ecco. Quindi Ok. che se queste soprattutto secondo me le differenze che puoi fare la differenza. Però i valori sono quelli che indicano. Allora, per quello che vi riguarda vi altri, mi santo internet, mega dito una roba. Fino ai 10.000 abitanti, se 1.650 euro più qualche altra voce, eccetera. Se è giusto o no? Credo che sia sbagliato perché Si aumenta? Sì. Si aumenta, ok. Il governo Draghi aumenta Ok, l'indennità. dopo degli- oltre i 10.000, sei 4.000 euro circa. E si aumenta anche a quei. Evidentemente sarà Ok. aumentato Dopo non anche parliamo dei sindaci che sei anche a capoluogo di provincia, città metropolitane, che qui c'ha un bilico di skate, là è un altro quindi mondo. però hai anche altre responsabilità, voglio dire, insomma. Ma al di là della busta paga che abbiamo, se implicito che non credo che nessuno degli altri sindaci, almeno al nostro livello, faccia pescai. Perché se uno fa pescai vuol dire che non caga non più ha più niente. Cioè, più che altro non che conviene. Diciamo Non che che su questo conviene. tema qua il valore dell'importo si aggancia all'indennità dei consiglieri regionali. Cioè i consiglieri regionali hanno un'indennità che equivale a quella dei comuni capoluogo. Quindi Ok. nel caso nostro Verona, Padova, Vicenza, Belluno, Treviso, Rovigo e così via. E dopo a scalare deriva tutte le indennità dei sindaci dei comuni Sì, più sì. piccoli. Che sei comunque più voci che compone stipendio. Sì. Ok. Ma se mai capita personalmente e qualche duni, te sai che sei sempre quello in cassa nel comune che ti arriva e ti dice: oh, guarda che stipendio te lo pago mi. Ma se mai successa sta roba?
al momento ti sei un poco tempo, magari un anno, se massa Mi poco. adesso un paio di volte solo. Un par di volte su un Sì, anno. e che ho chiesto l'aumento subito. Subito Prima che ho detto aiuto. così, ho detto, Fatto dite bene. sì che mi paga, e ora voglio di più. Io dico. Di Luca ti sei mai No, successo? amico, ho sempre risposto che si vuole il posto che se, cioè nel senso che non sei, come che diceva bene Andrea, non c'è pa retribuzione che si fa questo tipo di lavoro qua, perché pa responsabilità che se e pa l'impegno che ne deriva, è assolutamente sconveniente fare questo tipo di lavoro. Vuoi non Sì. chiamare lavoro? Se vuoi diventare ricco, non te fai il sindaco. Conferma. Ma quando Ok. mai? Allora, visto che abbiamo parlato di skate, qua facciamo la prima rubrica del podcast che si chiama Sparagnare. Però stavolta qua, visto che avevamo, siamo a parlare di robe consistenti, cioè no dei lavori comuni, che può essere l'imbianchino o il muraro, siamo a parlare dei comuni, quindi roba organizzata. Voi altri che avete un budget nel vostro territorio a seconda degli abitanti, come che abbiamo detto, ma facciamo conto che per qualche congiuntura astrale vi arriva un bilico di skate, tanti, ma più di PNRR, tanti di più, una fracca di skate da spendere. Adesso, una volta mi disi come che vi spenderissi sti skate, ma è veramente tanti, non stai a fare una cifra in testa, tanti vuol dire più. illimitati, De più. di quello che te pensi, di più, come che ti spenderissi per fare esattamente 3 robe. Vai Luca. Beh, prima che mo città il ponte, è un modo per parlare quindi delle strade e là forse Questa è sparagnemo. mese paromo però. beh, ok. Lo spendi insieme. Esatto. No, diciamo che in termini proprio del valore assoluto qui Sky illimitati, diria proprio mettiamo a posto la viabilità. Perché meno che faccio colpa a nessuno neanche per questa roba qua, però si è cambiato talmente tanto il modo che doparemo per muoversi dai cavalli che erano una volta e macchine che adesso, che doparemo tutte strade che era pensare per tutt'altro, quindi tanto dell'investimento io butteria proprio su queste robe qua. Siamo bersagliai, vuol dire dai canai, no altri qua, fra Brenta, Naviglio, Idrovia, Piovego, per cui ponti, quindi rende che la vita sia meno noiosa a chi che si trova in macchina ore e quindi qua sicuramente spenderia Sky. Vuoi dire anche state dove intanto dice prima io. Vai, una a testa, dai, via. Una testa buona, anche perché ste dis tutte e tre dopo non ne è tanto, perché veramente... Ma vale No, che gli skate da spendere sono veramente tutti quei che te vuoi. Sì, ho capito, però mi allaccio subito. Viabilità è il problema principale che abbiamo, per cui e onestamente siamo a studiarlo, sai che non avevamo il bilico di Sky che ti si dice, però se lo avessimo sono sicuro che con Luca e con qualche altro collega che avevamo già in Terpea sicuramente viabilità. Questa va in mezzo. Adesso parto con la seconda mia e ora Va bene, no. vai. va bene. Qua è il centro di Stra, è il centro di San Pietro, il centro di Palluello faria e rinnovaria, perché è brutto vedere che abbiamo dei centri del paese che purtroppo per una serie di vicissitudini, cambiamento dei negozi, dello stile di vita, è un po' venuti i HA è so attrattiva, per cui che sono edifici che si potrebbe recuperare, quindi senza andare a togliere verde, ricostruire dove che se gli edifici, ricostruire o comunque riqualificare. Quindi ecco, è a parola d'ordine al secondo posto, ma primo, secondo, riqualificazione dei centri urbani. Benissimo. E ora Luca, vai con la seconda. mi spenderia sinceramente, spenderia tanti Vai Sky. col secondo bilico di skate. Bilico e Sky che faria viaggiare tantissimo i nostri bocce più giovani, ok? Oh, fantastico. Perché sono convinto che sia necessità di vedere il mondo di più, ok? Per capire esattamente quello che si può fare qua e migliorare il nostro. Quindi non so in che modo, però avendo i Sky a disposizione monteria tanta gente che secondo me che faria bene di più di tante ore magari passare a studiare, andare in giro per il mondo e rendersi conto di quello che effettivamente Fare si può viaggiare fare. a popolazioni in giro per il mondo a skate del comune. Questo mi pare fantastico. Parliamo sempre a livello proprio fantascientifico, Teorico. ok, Ovviamente. però credo Quindi- che sarebbe Sky spesi bene. Adesso è a seconda te puoi sparare quello che te vuoi, perché dite una roba così. Dopo che ti ho detto questo, mi io concentrarmi su cose più concrete, effettivamente, Ma anche ma questa questa sarebbe- è molto molto concreta, perché ho passato la mia vita viaggiando, una buona parte della mia vita, e devo dire che sono state le robe più belle che ho fatto, perché viaggiare accresce la mente, ti apre la mente. Ma veniamo a me. E ora, un'altra roba che faria sicuramente, una volta avendo riqualificato tutto, adesso non vorrei fare il melenso, però
andare tutte dai nostri da chi cittadini che ha delle necessità, ma anche non solo economiche, ma necessità anche di stare in compagnia, di avere una compagnia, perché purtroppo quando che ti diventi sindaco te rendi conto di quanta gente che ha bisogno veramente, no, qui che ha bisogno giustamente perché abusa davanti casa, che anche questo è un bisogno ma molto facile da risolvere. Quindi una buona parte del vagon de Sky io spenderia per la solidarietà verso quelle persone che ha bisogno, come creando magari dei centri dove che persone si possono incontrare e possa scambiare di pareri e dando che un bel supporto, quello che facciamo già adesso, per carità, però mi piacerebbe moltiplicarlo perché molte volte vedo che fin là ti arrivi, dopo non te puoi fare di più perché veramente non ti hai i fondi. Quindi col camion che te me dai faria questo e verseria anche faria un bel teatro. Ah, manca il teatro. Quello manca a Strasa, una roba che mi piaceria tanto. Vai con la terza carregata di Sky. Come che hai detto bene Andrea, mi piacerebbe veramente dare la possibilità anche a me, soprattutto perdonarmi se uso questa parola, ma non ha nessun valore dispregiativo dei nostri vecchi, ok? Riuscire a mettere nelle condizioni di passare a vecchiaia meglio possibile, che per carità a casa di riposo fa anche la sua funzione, ma che se proprio anche ha bisogno di farli stare in compagnia, come che diceva bene Andrea, quindi questo. L'assist del teatro gli era per pensare a terza idea che io mi faria sempre, continuamente, feste, occasione per far sì che la gente venga a Vigonovo, venga a Riviera del Brenta, venga a rendersi conto veramente di quanto è bello che sei qua, di quanta bella gente che abbiamo. E il momento in cui ti puoi esprimere queste robe quasi quando che ti organizzi manifestazioni culturali, sportive ed è tutta questa natura qua, ecco, perché abbiamo la fortuna, e lo diciamo, possiamo dirlo tutti i due, di vivere e di amministrare posti bei, perché abbiamo eredità i bei, cioè Riviera del Brenta voglio dire cosa che ha un potenziale enorme. Riuscire a mettere dei Sky anche perché diventa ancora più potente da questo punto di vista qua e possa sfruttare il fatto di essere attaccato a Venezia, attaccato a Padova e portare via 2 o 3 giorni a quelli che viene a Venezia e quelli che viene a Padova anche per mettere il naso sui nostri posti, sarebbe un modo secondo me per farla conoscere ancora. Penso che Andrea condivida tutte queste robe qua, che sia ovviamente, sì, ovviamente, anche perché appunto avevamo a mese da giocarci insieme, questa faria insieme. Ok. Perfetto. Qua una vaianga di Sky in promozione e cose varie sicuramente. Sì. Beh, visto i tempi che corre a promozione, penso che sia la roba più necessaria per dare un fiato di conoscenza alla gente di quello che va a venire a vedere qua, insomma. Guarda, e se robe che siamo stati a fare, per cui sognando di avere sto camion infinito di Sky si può sognare. Non parlando, il camion è immaginario, no? Però effettivamente che c'è stato dei sindaci che mi ha preceduto tutti i due e che ha costruito, diciamo non il camion, ma una bella bicicletta, che sia la conferenza dei sindaci di Riviera del Brenta, dove che siamo in Undese, ok? Tutti in Undese di Riviera del Brenta. E qua nostra mi ha messo sta bicicletta con cui andiamo tossi ogni anno qualcosa in regione proprio per fare sto tipo di promozione e se devi investire ogni anno. Adesso che mi incontrerà penso anche a te questa settimana qua una televisione che verrà da nuovo a fare delle puntate proprio per presentare a Riviera del Brenta e presentare il territorio, siamo tutti d'accordo. E a terza se è a vostra. A terza se quella più se a terza, ma e che a dite, no, più o meno. Sì. Penso che volevo dire solo l'ultima, perché siccome Sky che ne tanti che ne sarà ancora un altro fiato, che ne voglio spendere per i giovani, per i giovani qua del paese. Uno però so ripetitivo, ma può farli stare qua. Quindi bisogna dare delle cose che sia attrattivo per sti giovani, chi sta qua. Non solo perché che sei fabbriche da lavorare e che sei case da dormire, ma che deve essere anche al sabato, la domenica o durante la settimana altre cose che si può fare, quindi palestre, robe di sport anche, o come che dicevo prima il teatro o via così. Ma se rendiamo conto che non c'è più le discoteche, neanche che abbiamo una certa età e che andavamo in discoteca, che sabato, domenica te pensavi se cattemmo là, troviamo gli amici, andiamo in cerca di una tosa o un toso e andiamo a baiare. Per esempio in Riviera del Brenta sta roba manca, diciamo così. Non avevo mai discusso fra sindaci. Parlavo proprio prima con i tosi che organizza questa festa dove ci troviamo qua un po' che al doio che sei quello che era il canaetto, no? Esatto, il papè Satan.
Esatto, che cambiamo un sacco di È il nomi. Gabbiano. È il Gabbiano. È sempre quello in realtà, ma è ancora là. Ieri Sì. sera che era più del mie tosati dentro, Vedi tu. che ha fatto in qualche modo festa e mi riportava prima. Quindi sì, però il problema è che È il una Cosmo. volta oltre a quello te partivi dal Ponte del Brenta, a Mela Verde, e dopo il Cosmopol e dopo tutto quello E il che Tam Tam. è il Tam Tam. Fanno parlare di città che a Padova che ne vabbè. era. Però sì, è un costume diciamo che si è cambiato. Non era neanche i podcast come questi, quindi Esatto. effettivamente insomma si è cambiato tante robe, si è cambiato questo. Ovviamente. Gli Ok. altri che abbiamo fatto qua ieri sera a discoteca. Che Bravo. era i DJ. Seguiamo in corto. Abbiamo tutti degli ocetti piccoli. Vabbè. Allora, invece di sparagnare, qua invece parliamo di come che Ischei entra in comune. Ogni comune, come dicevamo prima, ha un numero di abitanti, un budget che si lega appunto alle sue necessità in base a quanti abitanti che ha, però che si anche delle entrate extra. Adesso vi faccio le domande quelle che dovrei farvi tutti quanti quando chi vi ferma per strada. Ma che l'autovelox che è là? Che se ho ancora o che vi tira via perché adesso se cambiamo fiare robe, vi altri che vi cava via qualche autovelox nel vostro comune? Vi siete tocca? Vai Luca, vai, Vai, che ok. questo non voglio Vi siete sapere. sì, andare via. Una delle robe veramente più difficili da spiegare, non da spiegare, pare impossibile, insomma, che non si riesca a capirla, è che mi credo che non che sia, oddio, adesso parlo dei no altri qua, però nessuno monta che macchinette maledette, ok, perché si diverte a mettere multe o al contrario perché pensa che multe là contribuisce a fare cassa. bilancio. Cioè, che se veramente quando che viene montato uno di quei dispositivi là, vuol dire che da Drio che sarà minimo 100-150 persone che se vi udite in tutti i modi, sindaco vale che corre come i missi, bisogna che ti faccia qualcosa. Adesso parlo dell'esempio nostro. Prima che abbiamo messo i restringimenti a carreggiata e qui non andava bene, perché dopo non c'è più buoni andare fuori da casa perché no, con il restringimento fatica. si fa a coa. I dossi. Dopo ti metti I i dossi dossi. e ora con un colpo ti metti perché ti domanda uno e settimana dopo arriva quello che abita davanti al dosso e ti dice ciao guarda che mi non si mi buon dormire perché sei un disastro. mentre mai E finire. ora ciappi cava addosso. Quando che non ti occava le notte col piede porco. Bravo. Perché che è successo anche a quello. Esatto. Alla fine e soluzione iera perché adesso si cambia anche tutta la normativa su questa materia qua, è il fatto di mettere strumenti come che se quei, ma anche sopra le parole che se sappiamo, no? Chi c'è che si diverte a fare parole? Nessuno? Nessuno? Boh. Da questo punto di vista qua dico tanti cittadini fa finta secondo me di non capire, ma se che l'ebete del sindaco, ok, lo dico con la voce mia, che ha deciso di mettere che roba là, non so perché si è inventato io o perché il comandante dei vigili che ha detto mettiamo una macchinetta così c'è piscai e dopo ti metti a posto e scuole. No, se perché c'è qualcuno che opportunamente magari ti induce a trovare delle soluzioni per il problema della velocità, perché corremo tutti veloce. L'unica roba che mi permetto di dire ai cittadini su questi casi quasi è se sulla strada tua ti per primo e tutti voi altri che abiterà rispettare il limite diventa automaticamente un dissuasore naturale, no? Certo. Se invece ti per Perché primo siete perché ti studi- devi arrivare a casa, te la conosci bene, ti sicuro che fa c'è rada, se ci vedo che c'è va. E comunque sei ancora là. Qui che ieri sei ancora là. E con la legge che se legge insomma con tutte queste robe recenti che è successo non ne capica va. No, che neanche che se, che neanche che dove sto stuali, non che se solo i dispositivi. Non sta a me dire parlo- dove perché sennò dopo la No, gente ne appunto. approfitta. Mi parlo dei comuni che non c'è il mio. Ah, ecco. Parliamo sempre degli altri, no? Estrai invece No, cosa è avevo- successo? Beh, ovviamente Qua è. in linea con quello che dice io, i dispositivi del controllo della velocità li installai sulle zone critiche e su richiesta dei cittadini, perché ovvero potremmo accorgersi neanche autonomamente, perché neanche vivemo qua e strade femo che neanche. I dispositivi se sta disattivati in alcuni posti, ma sono ancora attivi anche quelli che sta disattivati quando c'è la presenza, quando c'è la presenza della polizia locale. Ok, quindi se presidiai. Con i pian che va bene lo stesso, ma Sì. no perché non c'è poi la multa, perché andiamo meglio tutti. Ti porti a casa la pellaccia almeno, dai. Ecco. Diciamo così. Ma una volta la gente pensava, quando chi mette multe, dove vai a finire in bilancio? Come vi è spesi i schede e multe? Vi altri che sapete cosa che sia un bilancio? A proposito, adesso faccio una parentesi, è il bilancio se pubblico.
Certo, ok? Che sia un bilancio di altro. previsione, che sia un consuntivo che viene fatto l'anno dopo, praticamente verso giugno, maggio, Luglio. ok? Ad esempio il periodo dove che tiri i conti dell'anno prima, quindi quelli del 2025 sarà fatto nel 2026, ma che sia il preventivo, dove che dici spenderò così, ma dopo non te sei perché te puoi anche avere delle entrate extra o delle spese extra, Certo, e non te sei, certo. quindi dopo te fai il consultivo. Guarda, Quindi- su sta parentesi qua mi Sì. permetto di dire che se un'azienda fosse governata come se è governare il comune, dove prima di spendere deve avere i fondi, sì, non che se li fai i menti, no? No, bravo. Se è giusto che però il comune sia così, mentre l'azienda privata se è giusto che abbia anche il rischio di impresa, perché sennò Certo. sarissimo fermi. Quindi se è proprio vero quello che ti ho e il detto. comune comunque non guadagna, e il comune introita e spende, perché dopo Certo. il bilancio va a zero. Mi sbaglio? L'obiettivo è quello di pareggiare a zero, chiaramente. Dopo, Se te capita... per varie vicissitudini, no? Te che hai fatto delle previsioni di spese, magari verso a fine dell'anno ti arriva dei incassi che non gli era previsti, io te fai avanzo, Esatto, l'avanzo te lo sei destini destinato subito. comunque. Certo. Non gli basta mai, quindi di sicuro No, figuremos. ti trovi come spendino, che sei problemi. Dopo se credo. arriva il camion tuo, Eh. fai l'avanzo subito. No, in attesa del camion e pensando anche a chi che mi ascolta, no, è una roba per esempio che caratterizza i bilanci del comune, se che te hai due grandi titoli, no? Cioè te è spesa in investimento e spesa corrente, ok? Sì. E ora magari sui investimenti te anche dei margini effettivi per riuscire a costruire una prospettiva sul medio e lungo termine dove che ti dici ma adesso spesa corrente è il vero problema, no? Dove che effettivamente te che sempre E se spese vive, diciamo esatto, così, no? esattamente. Bisogna anche dire che qua non altri in Veneto e qua in Riviera in particolare che abbiamo tutti i comuni mediamente che ha bilanci molto positivi In ordine. ok, in ordine, quindi non siamo e Regione Veneto credo che sia l'unica in Italia che non ha comuni in dissesto, ok, quindi siamo tutti comuni che puoi effettivamente contare anche eventualmente sulla possibilità di accedere a mutui, perché anche questa è un'altra partita che compete Sì, ai comuni. importante. Certo. A me mica una deformazione professionale, perché deformazione so ragioniere a me testa è quadrata e va a finire sempre che Te e capisco. robe voglio andare a capire come che funziona. Quindi mi so a scaricare i vostri Dei bilanci bilanci. comunali, mi so a guardare un attimo un preventivo e un consultivo, gli ultimi insomma che ho trovato eccetera, e ho visto che 5 vosi diciamo più consistenti come cifre, gestione, quindi spese correnti come dicevamo prima, l'istruzione che è una fetta enorme che se ne dica e che la gente pensa che non venga investito in istruzione, poi che c'è l'ordine pubblico che è un'altra bella voce cicciotta come si suol dire, le politiche sociali che è infinite, se te vuoi spendere l'altro puoi spendere quanto che te vuoi, e un altro sì i trasporti, resta una voce X è grossa. Trasporti, Sì, tipo ora- i pulmini comunali, che robe Bravissimo. ha. No, i Bravissimo. trasporti, a parola i trasporti Si delle sgancia persone. dalla pubblica istruzione, ma include anche appunto tutto il trasporto scolastico. ok. Quindi- Istruzione sociale, perché i trasporti, appunto, i pulmini di a scuola, che te ho detto, neanche non avevamo un pulmino, ma facevamo delle convenzioni con le società. E dopo tutti i trasporti del sociale. Ok, perfetto. te che Quindi- margini adesso citando questi due aspetti qua e mi parlo sempre di robe che ho eredità e che ho confermato, quindi non voglio portare farina come dire del messacco, però non tutti i comuni per esempio fa convenzioni con aziende che si occupa di dare torri bocce e portarli a scuola, ok, parliamo di vecchie elementari e medie, cioè che se comuni in cui questo servizio qua non Non io esiste, fa, non io quindi fa. che sia del margine da parte della pubblica amministrazione, di chi che governa, diciamo, per dire femo il pulmì o non femo il pulmì, e impatta come che te avevo modo di vedere impatta non molto. poco a scelta, e c'è una spesa del fatto che c'è una spesa in istruzione ma anche sociale, perché se mi a mamma o il papà di questi bocce qua non è che non abbia voglia di portare i bocce a scuola, ma semplicemente che andare a lavorare Ne fa. e non li puoi fare, ecco, quindi Ok. è un'altra roba che se sempre anche quella da comune a comune, un anziano o un bisognoso che ha bisogno di Andare a fare una fare visita o a Padova cosa. o a Lido o a Venezia o a Mestre, E il comune può fare il questo comune tipo che di... domanda un piccolissimo contributo quasi simbolico, ma mette a disposizione mezzo e persona, certo. ok, E che ha un costo. che ha un costo. Ha un costo. Dopo che c'è una serie di altri enti con cui i comuni ha rapporti, che se non si che pensa mai, ma
attraverso il territorio comunale passa tantissimi mezzi, e a Veritas, i pullman della CTV, dei servizi dei pullman di Padova, passa e ASL, che è un sacco di altri tipi di convenzioni, di rapporti, e che con, Certo. anche a questo con che voi anche il quello personale che si occupa di questo, che voi Beh, come il personale che si occupa di controllare i conti è all'interno del comune, Certo. però ovviamente stipuiamo delle convenzioni con tutti questi enti, dei quali anche siamo partecipanti, perché siamo azionisti anche di questi enti, con quote minime che sfiora, non arrivano all'1%, quindi è quasi simboliche, però mi permette di far parte di far parte del consiglio di amministrazione e quindi di partecipare sempre partecipare e capire dove chi va a sti sky. certo. E il comune è come un'azienda, solo che deve essere in ordine davvero alla fine. Abbiamo un revisore dei conti, quindi, che viene a fare i pulci e a mettere il naso Certamente, in maniera certamente. corretta, ovviamente, perché No, deve ma essere guarda, così. Il revisore dei conti è una delle figure che mi stimo, apprezzo e voglio, perché i conti devono essere in ordine, magari dimmi uno che sa sa farlo. qualcosa, no? Perché dopo sbaglia tutti, ma mica il benestare del revisore dei conti, con quello che rischiamo noi altri, più che avemo certezza di fare robe fatte bene, più tranquilli stiamo. Penso che sia condiviso. No, confermo. Ok, ora, visto che se parla di skate e che sia roba che interessa più alla gente alla fine, perché è quello e femo un po' che di rubriche, però queste rubriche, diciamo così, spazia fra la conoscenza di come che funziona un comune, ma anche di quello che sapevo gli altri del mondo dei... tanto si arriva a Espris grazie all'organizzazione. In quello che riguarda il mondo dei sindaci. Era prima rubrica è un quiz facile per fare bella figura all'ospite. Quindi Grazie. vestendo il tapeo proprio è facile, fai una passeggiata a piedi scalzi, proprio facile. Allora, quiz, quindi domanda. Poi anche consultare se vuoi, quindi non avevi bisogno di rispondere a sparon battuo. Fasime i nomi di almanco due sindaci del passato, no quei presenti, di queste città qua: Venezia, Roma e New York. Due sindaci di Venezia, che vi viene in mente così, po' di consultare, non è difficile. Del passato. Del passato anche recente o passato quello che vuoi. L'ultimo non puoi dirlo però. E se Dio consultasse nel momento. Quello che vuoi. Orsoni. Cacciari. Ok, boh, per Venezia siamo tranquilli. Era facile. Roma, qua che ne è, quanti che te vuoi? E se tutti famosi. Vai, dici tutti stavolta, vai. spara. Veltroni e Rutelli. E Rutelli. Veltroni e Rutelli, boh. Si dai morbidi proprio. E New York, adesso New York voglio perché qua fiare conoscenza, un sindaco di New York. Sta anche segretario di Stato, effettivamente. E che un cognome italiano che comincia con C e finisce con Q, bravo, uno di questi sì. Bravo. Cuomo, per esempio. E dopo un altro e che un altro cognome italiano. Infatti, cerca i suggerimenti del pubblico. Allora io te vedo. ero io pensare a quello in effetti, ma no. Giù. Non vedi? Giuliani. Se che ha sentito da in fondo è Toe, da in fondo. No, infatti, Giuliani. Perché te con la BIA perché sei sordo. Te magari confuso con Cuomo perché mica avevo in mente Giuliani e dopo che no, ma ora non sei. Rodolfo Giuliani, Rodolfo Giuliani. Vabbè. Allora, facile per far fare bella figura, che si quasi arriva a bella figura. Quasi. Dai. Diciamo che sia a sufficienza. Faremo un viaggio a New York insieme, Andrea. Prestissimo. Dobbiamo salutare il sindaco. Però no, perché Giuliani, pensati, penso nel 92, non mi ricordo che anno che era, e comunque conosciuto perché sono a New York e che era la sfilata per il Columbus Day, che fra l'altro adesso ho sentito che Trump la vuole ripristinare perché dopo rinvigorire. E ho avuto fortuna di viaggiare col sindaco di Cortina, pensati, ma l'ho conosciuto in aereo, ero andato per lavoro a New York e sono stato insieme con lui e mi ha fatto conoscere Giuliani. Quindi Rudolf Giuliani, non mi ricordo esattamente l'anno, ma credo
92. adesso stanno ieri i primi anni 90 comunque. Primi anni 90, Sì. perché fortunatamente sta parecchie volte a New York. Ma Giuliani l'ho visto una volta sola. Un sindaco tanto amato quanto odiato, direi, perché se sta un sindaco controverso sotto per comunità, diciamo, di afroamericani non gli era molto amato. Poi che altri, diciamo, molto di più. Comunque Controverso. Non te puoi Controverso. essere amato da tutti. Te lo sai. Guarda, è un lavoro infame quello del sindaco. Cioè, non ti puoi piacere a tutti. Sei inutile. bravo. Però, che sei un sindaco che vi ricordate che se sta veramente un disastro. Voi altri a memoria vostra dici, oh, che il sindaco è proprio no. E ti tieni in mente proprio quello. Che se uno che aveva in mente, anche nessuno può essere che non aveva in Ma mente guarda, nessuno. Adesso Come se disastro. consultiamo un attimo, però in effetti a me Luca non mi viene in mente proprio gente che abbia fatto sto lavoro qua in maniera disastrosa. Delle volte te a vedo Luca, miato, a Luca che convinto. se viene in mente qualcuno, No, se no, non mi, no, se no, non mi te- viene in mente i nomi, mi viene in mente sta i annicchiando casi. in maniera plateale. Che non siamo neanche No, ti dici No, quello. ma no del vostro comune, neanche della zona No, qua, ma no. nella storia proprio. Nella storia vedo, insomma anche recente purtroppo vedo qualche comune del sud che se No, a me sbilancio. gestio molto mai. Che tu trova un Però, nome, ecco, Trova un nome e me sbilancio. e ora mi adesso te passo la parola perché nomi non me ne viene. Però ho visto qualche comune del sud che certe volte che c'è dei sindaci per così dire borderline, Mi fiar fermo un limite. po' più a Vai, nord del sud vai, vieni più e mi qua. permetto di sbilanciarmi e di dire che per me il sindaco di Terni è un disastro. È il sindaco di Terni, visto recentemente in televisione Ecco, e sui Sì, social. per il modo con cui se proprio l'approccio scelto di affrontare il tema del linguaggio che l'opera, mi permetto di dire, o faccio qua, che per me amministrare così è disastroso. Al di là delle opinioni, proprio per una questione di linguaggio. anche di deontologia professionale, voglio dire, non so se Cioè, comporta non in mi un certo modo. sento, non mi sento, come dire, rappresentato. Cioè, credo che il ruolo che fanno altri, Non sei usando i quello. termini che l'opera, non mi Non sei aiuta quello, a non sei quello. E invece in contraltare un sindaco che è di ispirazione, un sindaco che può dire a quello se proprio è il mio modeo, potrebbe farlo come che ho fatto quello là. Parlo quasi di un amico, ok? Perché comunque ammetto che è una persona che conosco. Però per me il sindaco del Longarone, Padrin, è un buon esempio. Ok. Ma onestamente dei sindaci che amministra bene ne vedo tanti, tipo Luca. mi posso amministrare, posso anche ispirarmi perché mi so giovane, nuovo, no? Giovane non anagraficamente, giovane nel ruolo che so Dio fare. Quindi posso ispirarmi ai sindaci colleghi che ho qua. E preferisco non fare nomi, ho fatto quello di Luca, mi fermo qua. Avete mai sia bene. Non che faccio un torto a nessun altro. Giuro che un po' un momento che ho pensato, adesso mi dice Goldie Wilson, il sindaco di Hill Valley, quello che in Ritorno al futuro che avevi presente, che era il garzone del bar, non so se avevi visto No, non mi ricordo. Ritorno al futuro, che era il garzone del bar che diceva un giorno ripulirò questo paese, e dopo dal 1955 con Ritorno al futuro si arriva nel 1985 e io sono diventato sindaco. Cioè, quindi ecco. un giorno ripulirò questo paese, insomma, chi ha fatta? È la storia nostra. Esatto. Vi faccio due citazioni e devi indovinarmi chi che sei sto sindaco, ok? Ragioniere, quante volte te lo devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta, anche solo per provare, finisci che ti prende la voglia. Vabbè dai, questo si fa, sì, no? Ok, e a seconda Credo. vi faccio anche la seconda, Fammi così la seconda. il ponte sullo stretto si farà. Se non basta il ponte faremo un tunnel, perché un buco mette sempre allegria. Ieri un sindaco quello che ha detto sta roba qua. Sì, sì, o era un un fiate sindaco. più di un sindaco. Perché staria bene in bocca anche a qualcun altro, pace all'anima sua. Anche un presidente del consiglio, per Pace esempio. all'anima sua, dico. Però podría, él era un sindaco, ma un sindaco finto però, Quello che ti hai detto prima, Mattia. Sì, te mi sa che sì. c'entra. Primo Dai, c'è quello, sbilanciati, vai. albanese, il grande albanese. Sì, che Cetto la qualunque. Che ha interpretato Cetto la qualunque. Cetto la qualunque, che in quanto ad affermazioni come sindaco, le Gasparae, Al quale noi ci siamo no, ci ispirati, ispiriamo. ci ispiriamo Esatto, quotidianamente. esatto. ovviamente. Cettoliani.
qualche sindaco che vi ricorda Cettola qualunque potrebbe essere adesso, oppure senza fare il nome, ma che ne? No, a volte, ora, A volte te senti- non so se riporta mai i giornali o che, però a volte veramente leggo delle robe o sento delle robe che dico qua in Riviera, vista la nostra media, se ci fai bene, insomma, dai. No, difatti sono d'accordissimo su questo. Qua no. Però dopo qualcuno di sicuro che sì. Ma Che spara grosse. dopo c'è anche una maniera per farsi un fiade di pubblicità, perché sennò certo. non ti caga nessuno se non ti spari grossa. No, è anche vero, comunque mi permetto di dire che dopo se te senti con le recce tue e te senti dalla voce sua, te sei sicuro che il gadito è quello che è il gadito, però nei ruoli Corretto. che dico primo, per carità, no, in maniera, voglio dire, disastrosa, però anche quello che viene riportato a volte non coincide esattamente con quello che erano che abbiamo detto. Capita spesso, sì. Ok. Ma un conto se mettere robe per scritto su un programma, eccetera. Un conto se fare a propaganda, diciamo, fra virgolette propaganda o comunque a campagna elettorale con dei slogan. Ora, voi altri che avevi un slogan durante la vostra campagna elettorale, è il famoso slogan tipo daremo 1.000 euro a tutti, oppure che ne so, più pilo per tutti, perché quello è certo, no? Ma voi altri che avevi uno slogan vostro che dopo Sì. se poi anche a dire io ho messo anche in pratica, ho fatto quello che ho promesso. Capivi un vostro. Adesso capisco che è presto per dirlo, perché un anno se passa poco. beh, Ma è slogan, sì, importante. È come dire, è il brand del No, ma sono d'accordo. Cioè, è slogan. il claim del brand. Vuol dire. Esattamente, il claim. Ma siamo qua a parlare in dietro, se ti dici claim. Però- È slogan, si È chiama slogan, claim, se slogan mi è sento claim. ignorante, E anche slogan, no. e se entrare nel lieto slogan. È slogan, ormai è una parola che vi utilizza spesso. Neanche non avevamo uno slogan che era collegato con una promessa. Ok? Cioè più lavoro per tutti, 1.000 euro per tutti, più scuole più grandi, palestre, eccetera. E il nostro slogan, che è nato per caso una sera durante una presentazione, era e se ancora uniti si vince. Questo è un modo che abbiamo avuto per approcciarsi con le persone, per far capire agli elettori che bisogna unirsi per vincere, ma è ora da unirsi. L'elettore non ha da essere quello che il giorno va a mettere a croce e che dopo ritorna dopo 5 anni a metterla sega voglia, perché guardando anche le tendenze di adesso, che c'è sempre manco gente che va a votare. Quindi ecco, uniti si vince era il nostro slogan per questo motivo qua. Fare comunità comunque. Fare comunità, Stare, coinvolgere tutte le sì, persone. partecipare in poche parole. Partecipare, bravo. Sì, no, infatti Noantri invece il nome proprio della lista nostra era Viviamo Vigo Novo. Viviamo. E quello che Noantri appunto seguiamo un po' per fissi e continuiamo a portare avanti come principio proprio costitutivo, vorrei dire, se è il fatto di costituire tutte che i motivi per cui uno che abita a Vigo Novo abbia a trovare il più possibile a Vigo Novo e soluzione per dire sta roba qua faccio a Vigo Novo perché so che posso farla qua, mi viene proposta qua e vivemo qua. Ok, che sta. Penso che sia condivisibile da qualsiasi sindaco, che sia una roba veramente che da essere assoluta nel lavoro del sindaco. Cioè, L'appartenenza, cioè essere orgogliosi, vuol dire da essere veneti per esempio, no? Panoati qua in Veneto è una roba insomma su cui tanti che anche come dire Marcia erano sola, diversi, sì. no? ma comunque fa E invece parte del nostro modo di rivendico- essere. E rivendico come roba invece che mi riguarda tutti, cioè indipendentemente dalle visioni, voglio dire, politiche che uno può avere, però essere orgogliosi di essere veneti è una roba che non è politicamente diversa a destra, a sinistra, al centro, è una roba che mi riguarda tutti, è esattamente come essere orgogliosi di essere vigonovesi, nel caso di un vigonovese, è una roba che riguarda tutti, che ha da riguardare tutti e per questo a volte posso dire mi Sì, incazzo, certo. ok? Quando che sento dei vigonovesi magari o di altri comuni che non dice bene del suo comune, delle sue persone, Oppure dei suoi dice concittadini, che che frasi- si lamenta dicendo ma Cristo è un Dio, ma non ti rendi conto che dobbiamo fare del tutto anche per far capire alla gente che qua si sta bene, perché effettivamente si sta bene. Dopo se c'è un problema, se va nei luoghi opportuni, si discute, si cerca di risolverlo, però mettere i 420 e lamentele secondo me è il modo migliore per svalorizzare anche immobiliarmente, Certo, passami il certo. termine. Perché usare una parola che mi piace molto se lamentele. Per esempio, è a gente che arriva dal sindaco e qua entriamo nella parte diciamo, finale del podcast che abbiamo una rubrica che si chiama Quante parole conoscito? Perché dal sindaco che capita che arriva chiunque del comune
magari anche a gente da fuori comune che detto ho rotto la macchina, sono abusa del tuo comune. Perché che sei abusa? Ok, è gente che viene a lamentarsi dal sindaco. E a rubrica si chiama quante parole conosci tu? Perché a volte è persona che arriva non si esprime molto bene in italiano pulito, come che dice qui che parla italiano. Quindi e te parla quelle parole che conosce. Quindi voi altri è il dialetto, come io chiamo lingua, ma se è la nostra, insomma, che parliamo tutti i giorni, dove riconosce se te sì nel territorio e te a parli, che abbiamo visto che a parlare tranquillamente. Parliamo, sì, però mi faccio un test adesso. Vi dico la parola nostra e dovete tradurla in italiano. Semplice, una diesena di parole. Posso inginocchiarmi se mi viene a ridere perché immagino no, cosa che ti tiri fuori. E se parole facili. E prima se sbianchesare. Vabbè, in italiano. Imbiancare. Imbiancare. Mi piace imbiancare. Più giusta. Motta. Qua che c'è tante definizioni. Cosa dici? Una motta. Una motta. Guarda che qua sento robe dal pubblico. Era una botta, cioè una quantità esagerata. Una quantità, sì che sia quantità de meso. Vi aggiungo anche una motta di terra. Cosa sia una motta di terra? Montagna, un mucchio. Un mucchio. E in italiano se? Un mucchio, mucchio? Una collinetta. Un mucchio. Ok, vabbè, boh. Però sta parola qua mi assegno che a motta non sapevo. I fioi del pubblico che avevo visto chi faceva versi. Col baffo qua. Questa qua è una parola che ti senti più attaccati e ora perché non risentiamo il suggerimento questa se ne è come scuola che se quello che succedisse dall'ultimo banco. È la parola se pegoea. In italiano cosa sia pegoea? Pegoea so cosa sia, ma in italiano non so se sia pecce. Bravo, la pecce. Però anche quando ti dice tessina pegoea vuol dire tessi tradotto letterario che attacca pecce, ma tessi si taccente. Fettente mi piace. Fettente, un seccatore, uno che un rompipalle. Una disgrazia. Una pegoea, insomma. Sguaivare. Sguaivare. È facile dire sguaivare, ma in italiano livellare. Livellare, ma mi piace. Se è più forte è il dialetto veneto dell'italiano in questo caso qua. Cioè, certo, rende meglio l'idea del sguaivare, te sguaivi, no? Sguaivare, portare a livello praticamente. Esatto. Stare dritto qua in boa. Perché comunque era dice se quella del guaivo. Che non che sei in italiano, guaivo, che se sono in dialetto. So dire guaivo in italiano. Come puoi esprimere meglio che in dialetto guaivo? Liveo, guaivo. Te si guaivo. A piombo. Questa qua non so se sia difficile o facile, però è a declinare in tre modi: mamo, mamoeo e mamoeon. Cosa vuol dire? De mamoeon, vero? Mi credo che sia de baucotto, no? De baucotto. Si dice anche andare de mamoeon, però se anche una persona è il mamoeon. Cosa vuol dire? Cioè non so se sia il mammone, cioè il no? No, non è il mammone, ma il quello è un fientin cruo, stupidotto, sciocco. Che manca un boio. Manca un boio, però quello non si in italiano. Manca un boio. Gli manca un bollio. Un bollio. E ultimo colpo del boio. Le cruo. Le cruo, non è ancora cucinata a puntino, al 100%. Comunque il mamoion è quello che va anche a bighellonare in giro, diciamo così. Un vitellone. Esatto, ecco là. Indormia. Termine italiano che vuol dire? Indormia se l'anestesia, no? Bravi. Perché sembra facile. Ma uno indorme in sa. E lei indorme sa che se sta anestesia, lei indorme sa del suo. E lei indormia. Indormia. Skyon. Come quello là, guarda. Anche a te anche a me ero Skyon una volta. Cos'è Skyon in italiano? Andrea ancora un po'. Cappellone. Cappellone che sta benissimo. Gussare. Gussare credo che sia più conosco il termine, credo che sia più vicentino, vuol dire, anche secondo me. Se Veneto comunque. Se Veneto assolutamente, così. Che vuol dire? Significa fare. Potrebbe essere fare l'amore. Fare l'amore. Essere, esatto. Ma anche quando te cai il falsin e te vuoi tirare a lama, gli altri non ti si gussare.
Ah, Gussari, No. sì, è vero. Fai a lama il falsin. Se non te vai dal Moetta, Dal bisogna Moetta. che te fassi ti Centro allora, Quindi- Gussari, esatto. Ugare. 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 È vero, qua si usa tanto anche a ugare il Dico falsin. ugare. Ugare il falsin. Anche perché qua si mettera de Scarpari e ugava anche al corteo, col patè. corteo pa tagliare a petto. Per mistre, corteo, per scagliare. Per sì. scagliare. Scagliare. Seria livellare, Mamma no? mia, sì. È corteo da scagliare. A proposito di livea, un altro modo di dire Sì. cosa vuol dire livellare. Wait. Allora, una parola penultima, gussare. Te ho appena Ho appena detto, detto, scusami. Un'altra si parola ciava. mi sono perché ho perso il segno, dovevo farmi il segno. Stanno sul senso della La parola è Massariol. Vediamo se ha A conosciuto. cosa? Massariol. Massariol. Es Veneto e il Bisogna Massariol è un una cognome. professione. Una professione. Come che era il Bisogna un Marangon cognome. una volta. Massariol. Qualcuno sa cosa è il Massariol. Massariol? Ascolta, è indovino, provo a buttarla. Ha a che vedere con la pasta, fare a pasta. No. No. Non è, ha a che vedere fare a pasta, no. Ora mi so è giocare. il Massariol e il Norcino. Quello che veniva pae case a fare a coppare il porseo, in poche parole. Ah, ok. Qua siamo a Massaor. La ma Massariol è- l'ammazzatore. La mazza quello. bestie e pae case. Ah, il insomma. massaiolo, È il ho norcino in capito. italiano, diciamo così. Quello che fa insaccati dopo. Ok, certo. russi. Cioè, peraltro è anche una professione insomma, molto importante. Adesso direi. vabbè, con l'avvento dei ASL si è beh. decaduta. Direi che non si può più, ma non si insomma. può No, seria- però, no, va a dichiarare in comune. Sì, ok, esattamente. quindi vi è che se nella nostra funzione di responsabili appunto Della salute pubblica. possiamo ricevere la comunicazione da qualche appunto Qualche contadino, allevatore del allevatore. maiale Famiglia che fa sì, su sì, il porseo a casa. Sì, sì. Ok. Va a venire comunicato. Ok. E dopo devo saiare. Esatto, chiaramente. Ovviamente la piccola tangente. A proposito, che dimensione sei che è boost adesso per i tangenti? Gustarei, che No, se che l'Iban se- ormai fa esatto. tutto con Tutto con l'Iban, l'Iban. sì. PayPal. No, che se PayPal, Bitcoin che se- Santispay, tutte che robe. No, Esatto. diciamo che a Faraona fa sempre il suo perché suo sempre il effetto. esatto, questa è concussione. La Faraona. Come, come che diceva Zalone quando che spiegava bene il tipo di corruzione che arrivava all'ufficio caccia e pesca il Quaquaia. Esatto. E tutte, si spiega in maniera magistrale, fenomenale. Ultima parola, passaroio. Ah, il passaroio. Cosa è il passaroio? Non O c'è passin. Tamiso, cioè c'è il In italiano si chiama frantò. No, il Ti vorrei anche passare il latte quando che fa il tamiso, e a te adesso il il latte. passino, però, È il passino, sì, ma No, in italiano è il più collino. Colino. Colino. Che razza del termine, posso dire, de Ascolta, merda. Colino. Ma non rende molto meglio e passaroio. se anche roba che non potremo mai, Cioè, capisco del più indietro. appunto Colino mi pare. Colino, non so. Però pare. Mi viene Colino, se sta mai, mi via mai panza, è a collite quasi. Colite, esatto, se richiama robe brutte. Se più bello passerò. Passaroio è molto meglio. Funziona meglio soprattutto, no? Ma ascolta, Funziona abbiamo un meglio. dialetto che è fantastico. Non stiamo a tradurlo in italiano. Chi che capisce, capisce. Chi che non capisce, Capirà. capirà. Anche perché sono responsabile di quello che dico, non di quello che ti capisci. Ai, Ti ai, diceva ai. sempre Grandissima Diceva uno. questa. Diceva uno. Sempre quello. Questa me la No, scrivo, no. questa me la scrivo. Che tra l'altro è a mutuare anche a me da qualcun altro, perché certo. pensa che questa qua è la cadita Manson in tribunale al giudice e che ha detto mi sono responsabile di quello che dico, no quello che capisci di al giudice durante il processo. Manson, che è il Manson? Quel Manson, Quello là. no Marilyn Manson, no, no. che altro, Quello è vero. quello con gli occhi Purtroppo. in fianco alle borse, Sì. ma capisci? Vai. Siamo arrivati alla fine. Questa qua era una rubrica e che ne facciamo un'altra, però è una rubrica, diciamo, di improvvisazione, perché è il sindaco, diciamo così, da bravo dirigente pubblico, Gavaria anche da essere un attore, nel senso che ha da fare buon viso a cattivo gioco. Alcune volte è necessario che sappia anche un po' improvvisare, nel senso che se ha da mettersi nei panni in certe situazioni di quello che sia accondiscendente, oppure non deve essere troppo positivo. La recita, diciamo così, in termini brutali, che vuoi. Ora, vi domando di fare una piccola campagna elettorale, ma non come che vi immaginate voi altri, che da riuscirvi proprio mai. Cioè, devi riuscire a fare
una campagna elettorale. Che sei forte, sei. Sì, che avevi un minuto, non una roba complicata. Dovevi fare una brutta figura dicendo qualcosa come se fossi in campagna elettorale. E io so che non vuoi, ma dovevi riuscire a improvvisarmi una roba contro i vostri interessi. So che siamo nei tempi della politically correct. Se cada parlare con gli asterischi quasi. E non si può parlare mai di che categoria, neanche di che altra. Non vi dico di doverlo fare. Però sapi come fare brutta figura se vuoi. Penso. Anche questo fa parte del mestiere, però insomma di solito queste brutte figure controllate che ha un fine sempre buono. Fatemi fare brutte figura gratis praticamente. Esatto, guarda che da farla, diciamo così, per fare vedere che ti sei in grado di farla volendo, però nessuno estrapolerà questa parte per farvi fare brutta figura. Sapi che non succederà, sapi che succederà. Potrebbe succedere. Esatto. Sì. Per quello che avevi paura. Beh, vedo che si dio stringere le gambe. Come che se siamo Dio pensare, perché ora Dio pensare. può fare brutta figura apposta. Non è proprio facile. Non è facile. Delle volte ti affè e ti cerchi di riparare. Ma fare figura da ciò ma di appositamente, così, cioè, a proposito. ma anche questa è un'arte. Ma Cioè, in capi- che senso? Nel senso che Dimo- Ora, come te se fa- fossimo Dio però candidarsi. fammi- come Tino te segna ancora sindaco. Andrea e Luca Dio non segna ancora candidarsi. sindaci. Io devo fare la campagna elettorale e gli sbrissa che gli da dire, ma se è una roba che pensa in realtà. E te fai una figura da ciodini, da prataioi proprio. Ma anche da sbrisa. Oh, Pio. Brutta. Ma brutta. Cosa sai che poteria sbrissate per fare brutta figura? Tipo, dico una roba. Mia moglie che non capisce niente, ti commessi un discorso così. Tutte le femmine se ti rendi. Io come cosa ti devo parlare mai? Le femmine. E se ti rendi io. Cos'è che poteria sbrissarti per fare brutta figura? Ste robe qua, quando te parli con la gente, quando ti fai campagna elettorale, mi sono anche più fresco di te di campagna, perché ho fatto l'anno scorso, un anno e mezzo fa, e ti sbrissa delle volte, però dopo, nel contesto, te recuperi a corda, che tocca più. Vedo il tuo vice che si preoccupa. Non sa perché e pensa qua se potremmo giocarsi a prossima campagna elettorale. Sta attento a quello che ti dici perché guarda che va a finire mai. E ora voglio dire, succede che magari ti senti a parlare e ti dici no perché i vecchi i vuoi sempre avere ragione. E dopo ti dici, ti guardi in il pubblico e ti dici caspita però mica tutti più di 70 anni e sei tutti più vecchi di me qua, quindi. E ora ti dici, vuoi avere ragione perché ha l'esperienza, è giusto che abbia e bisogna confrontarsi. Che ricorda che il vecchio ha sempre ragione perché sei vecchio. Basta. Ma mi sta roba qua scrivo e che ho godito anche ieri. Ieri ero al pranzo, che abbiamo fatto un pranzo con gli anziani della parrocchia e uno mi fa, sindaco, posso darti del tè? E che ho detto, ma che mancaria anche altro, ho detto, guarda che solo perché ti capivo niente che dammi del tè, perché ti rispetto solo per quello. Se non per altre cose, ovviamente. Alzere stanco, stupito di questa cosa, però veramente per gli anziani ho un rispetto che aspetta, ma ti si devo dire robe. Esatto. Ti si devo fare il furbo. Aspetta. Io so pararmi il culo. Tu stai stringendo le chiappe. E te da dire una roba brutta che ti scamparia. Te l'ho detto, mi puoi scampare di dire a parola, i vecchi qui vuoi sempre avere ragione, però dopo te reagiri che giustamente. Tu lo sai che il tuo elettorato che se anche i vecchi non te vuoi cavalli via è vasto, dicendo certamente. Luca Salvo mi dici tu dici qualcosa. Non ho mai fatto questo tipo di esercizio per cui sono veramente in difficoltà, però io penso che se mi a Vigo Novo che prometto che ne so, al posto a piazza facciamo un campo da calcio o al contrario che sui campi da calcio facciamo dei parcheggi, ok? Di sicuro è roba che la gente mi direbbe ma queste cose ho giornato proprio così. Per cui ma che è una roba che te vorresti fare in realtà, cavare via sto cazzo e patrimodromo che se a Vigo Novo che non che va nessuno. Prometto. Mica vago per esempio. Metto ufficialmente l'impegno qua, ok? Secondo me non gli capivo niente fin adesso. E il vero segreto, se vuoi vincere le elezioni a Vigo Novo, è eliminare
che è il marcio di marcare che femo ogni lunedì mattina. Oh, ok? basta. È una noia, intriga, che c'è un sacco di gente che vi rompe le Te che ragione. scatole, diventa un problema di viabilità. Mi Soprattutto prometto, uno che andare a Padova che tocca sempre fare la deviazione. Tocca trovare tutta questa gente che non ha niente meglio da fare che un marcà a lunedì mattina, che tra l'altro è il giorno morto l'uomo. più difficile della settimana, ok? Morto Quindi l'uomo. mi prometto ufficialmente qua che lunedì mattina liberiamo Vigonovo dal mercato del lunedì. Ma ora, basta mercato. Avemo un Ok? Ufficiale. dito. Figura a ciò Guarda che non te vai farlo a stra però, Niente che la nostra struttura è baia, Non poteva andare meglio su questa occasione di poter condividere proprio con Andrea. Che aveva un sasso da scarpa, esatto. sto marcano che non lo sopporta più nessuno. Andrea testimoninerà che è stato un gioco, ok? Quindi... No, è che abbiamo da registrare adesso, tutto prima. Okay. Avete gli elementi, via. Vabbè, insomma, abbiamo parlato di tutto il comune, però siamo desmentigati di ingranaggi che manda avanti in realtà anche i comuni, che se frazione. E Gavi nominare prima è frazione. Prima te credo dove che mi piaceria Stra, San Pietro e Paluello. San Piero è Paluello, Paueo. Che Paueo. Senti quante bevo cai. Paueo. Perché non cavi ancora detto Seseo? Guarda che Seseo ha un gran suono nella sua natura, oltre che essere una frazione condivisa da 3 comuni e 2 province. Vai, che non Saonara, più non si può. Sant'Angelo e Vigonovo e Tombè, che condividemo con Saonara, metà Vigonovo e metà Saonara. Si fa peso dei miti, veramente. Sì. E scusa, ma siamo in Galta. Perché cosa è vero dopo il nostro altro pezzo. Tra l'altro sappiamo tutti che a terra, essendo piatta, che se il confine è a Seseo, che se il mare di ghiaccio che ferma tutti gli universi là a Seseo. Dopo tutto de Ase baratro praticamente. Se casca basso. Se casca. All'altezza del Cornio, basso praticamente all'altezza del Cornio si è finito tutto. Il Cornio sa. Quindi ultima e dopo chiudemo. No, guarda, parlando dei confini, no? Dei confini. Se venisse qua gli austriaci che caccia il fiume e io vado via, vorrei spiegare che cazzo, ma quando che cavi via il fiume, non potevi trovare una penna e segnare il confine nuovo su una carta, cazzo? Che avevamo qua davanti con 90 Padovana qua, Vigo Novo de A, Vigo Onsa qua da Drio, Fieso da quest'altra parte. E cade via il fiume, che ha fatto la strada, ma si smetteva di deviare i confini sulla carta. Cioè, andava E fatto quello è bene. il nostro problema. De qua del fiume, de A del fiume, appunto, era semplicissimo. No, perché te che hai visto prima te parlare del Cornio, ora mi si viene in mente sta deviazione. Che io dico sempre, bisogna fare, prima di fare città, bisogna fare circolazione. Dopo te fai città dentro. Te che fai città torno dentro, bravo. Mi destra da cittadino vigonovese, ma da innamorato di Riviera del Brenta, destra mi piace 2 robe. Solo do. Cioè no, in particolare ho in mente 2 robe. Ok. Il sindaco? Il Tre. 4 che si haga è e il vice sindaco, ok. No, ma intanto è il confine appunto con 90 Vigonovo, questo che Andrea citava, ma soprattutto che non ha l'accento. No, assolutamente è una roba importantissima, Arma, una roba importantissima, che mi sono uno di quelli che difende sta roba. Perché spesso ti trovi Andrea, permettimi sta roba, stra con l'accento su A. Oppure qua allora, ma dove cazzo medito l'accento? Perché se una liaison de strada per alcuni se strada stra. Bravo, ora mi incasso perché l'accento io cavo e dico adesso lei mi ha senza accento, cosa cavo? No. Ci andrebbe volendo essere la storia, dice come ti ho detto prima. Siccome deriva da strada, si sta eliminando l'ultima parte, però sempre stare, non stai a mettere niente e scrivi io così. Va bene così. Hai ragione. Ho visto cogliere sta roba. Ma io sento che a proposito dei confini, il comune di Stra, quando che butto fuori le carte da finestra, butto tutte le carte del mio ufficio e sbrego e dopo butto e butto a Vigonovo. Perché il comune di Stra confina con Vigonovo. È a sede del municipio. Sede del municipio. Cioè, casa del municipio da me finestra butto una carta, butto a Vigonovo. Teniamo strapulita, inquiniamo Vigonovo. Esatto. Perfetto il messaggio. Ecco, inquiniamo Vigonovo potrebbe essere slogan. Beh. Dopo viviamo. E femo un applauso. No, però guarda.
Mi permetto solo di dire un'altra roba anche a me parlando del Vigo Novo, perché mi capita spessissimo, ok, e dico davvero spesso, che mi dice Vigo Novo Padova. No, cioè dice Vigo Novo, dove c'è Vigo Novo Padova. Ecco, Vigo Novo è un comune della città metropolitana di Venezia, è Venezia. Però effettivamente è vero che noi altri siamo proprio spigolo più verso Padova. E che abbiamo la caratteristica di confinare non con la provincia di Padova, col comune di Padova. Certo. Ok, cioè quindi noi ti confinemo col comune di Padova. Tombè da parte di Padova. Bravo, verso 90. Ricordiamo che anche a Tombè è divisa in due. Tombè è metà sotto Tembè. Sanara. Vedo che si dice Tembè. Come Paueo, Tembè Pauè. in alta E Tembè. Sese. Se è una parola inglese secondo me in realtà. Esatto. Sese. Sì, effettivamente che ha molto The Cockney. Esatto. Yes. Amerigo. Vabbè, grande il pubblico, ringraziamo. Grazie ragazzi, grazie a tutti che mi avete sopportato. Grazie Andrea, davvero pa ottima compagnia. Mi voglio ringraziare sto ometto qua davanti perché no, mi dà una bella opportunità, e ovviamente ringrazio l'amico Luca per quello che abbiamo fatto. E dopo ringrazio un fiammanco Barba, dopo Daniele, dopo me c'è parte. Okay. Grazie a tutti di essere stati in ascolto di Dare Aria, e ringraziamo anche la festa Oktober Strafest Che mi ospita, grazie e Tosi. via. Alla prossima. Mi con una panchina che sta a 12 persone, mi altri che via il Caregon. Quindi sul trespo. Esatto. Prova. Ecco, prova, ciao. Ok. Animati vuol dire proprio che è a voi che da sentirsi come se te fossi in bar a bere 7-8 spritz. Con tanta gente anche. Ecco, 7-8 quasi per te terra. torno. Quasi te torno. Un giro per tutti. È un giro per tutti, via. Tanto per scominciare. Paga. Chi è che paga Daniele? Via. Ma Paga ascolta, Daniele. Metto in conto. Se avevi dubbi su. Cioè, anche se vi trattegni a dire qualcosa, fai conto che sia in consiglio comunale, giusto? oh mamma mia. Dove brutti che posti. non te puoi fare finta, te si là con tutti quanti, opposizione completa, quindi te tocca dire le robe, te E ora tocca. diciamo, Quindi non te puoi bleffare. niente bluff.